L'allarme è scattato mercoledì con la conferma di un caso di tubercolosi in uno studente della scuola media Don Lorenzo Milani di Vigonza. Il ragazzo è ricoverato in ospedale dove è sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso, ma in buone condizioni. Nel frattempo, come prevede il protocollo di sorveglianza delineato dalla Regione Veneto, l'ULSS 6 e Euganea ha fatto scattare le misure di prevenzione con avviso al comune e alla scuola. Il primo passaggio è l'identificazione dei cosiddetti contatti stretti. In questo caso, come negli altri casi, sono i familiari, sono le persone con cui si passa la maggior parte del tempo, in questo caso è uno studente, quindi ovviamente il contesto scolastico, la sua classe, fa il doposcuola, anche dopo scuola, e per un ragazzino, diciamo, l'attività sociale, se c'è l'attività sportiva, eccetera, si va a indagare quali sono i contatti stretti. A scuola, lunedì prossimo 29 maggio, i sanitari dell'ULSS 6 incontreranno i genitori degli studenti individuati come contatti stretti del ragazzo contagiato. Sui contatti stretti bisogna fare un piccolo, diciamo, esame cutaneo, si chiama Mantoux, che nell'arco di 48-72 ore dimostra se c'è stata un'infezione, un arrossamento, diciamo, un allone rosso, e questo identifica le persone che sono state esposte, in questo caso, a un microorganismo. Infettato non vuol dire ammalato, lo chiariamo subito precisamente, però è già un soggetto su cui fare ulteriori accertamenti. E le persone, in questo caso i ragazzini, che invece sono negativi al test, vengono ritestati dopo un paio di mesi, 8 settimane. La lettura del test verrà fatta il 1° giugno, data entro la quale sarà chiaro il quadro della situazione. Una malattia infettiva, la tubercolosi, che in Italia ha un'incidenza più bassa rispetto al passato, ma è ancora diffusa in varie zone rurali del mondo. In questo momento ne stiamo seguendo 2, abbiamo anche un caso adulto e quindi in questo caso l'accertamento nel contesto lavorativo, familiare e delle relazioni sociali in maniera più o meno con la stessa modalità che ho descritto.